Allora, chi è che non c'era l'altra volta? Dai, incredibile. No, Però bravi, adesso bravi. fai, chi c'era l'altra volta? Chi c'era l'altra volta? Bravi, bravi. Un applauso. Bravi veramente tutti quanti, sia quelli che si mettono in gioco in campi sconosciuti e nuovi e quindi ti dimostra curiosità e apertura, e sia quelli che comunque sono venuti per la seconda volta. Vuol dire che il tema evidentemente ha incuriosito un po' e vediamo di scavare ancora più a fondo nei temi della geografia sacra. Quindi partiamo con questo secondo incontro. A me piace tantissimo degli argomenti che piacciono di più. L'ho intitolato Geografia sacra e cosmologia, simboli e struttura del mondo nelle antiche tradizioni. Allora, l'altra volta abbiamo fatto un salto in alto e abbiamo cercato di vedere il territorio un po' a volo d'uccello, no? E quindi è stata la prima cosa che io amo far fare a chi partecipa a questi incontri, cioè aprire a nuove prospettive, cioè nuovi punti di vista, e l'uccello quando vola in alto riesce a vedere tante più cose e quindi è la prima cosa per entrare in contatto con un territorio, alzarsi in volo e osservarlo dall'alto. Innanzitutto, cos'è la cosmologia? La cosmologia cosmo, ok? Logos, quindi lo studio del cosmo, quindi da un certo punto di vista cosmo inteso come l'universo, ma da un altro punto di vista, abbiamo già visto l'altra volta, cosmo viene dal greco e significa ordine. Quindi sono delle mappe che servivano all'uomo antico per collegarsi a queste enormi potenze che muovono la vita. L'uomo nel passato sentiva questa non solamente la dipendenza dal territorio, dalla natura circostante, ma sentiva che era condizionato da queste grandi forze e da tutti i soggetti che facevano parte della vita. La vita è su questo piano è un caos, è continua trasformazione, è movimento continuo. Diciamo l'altra volta, l'unica cosa che sembra avere un ordine è proprio quello che noi vediamo in cielo. Quindi il movimento del cielo e gli oggetti che viaggiano, che si spostano nel firmamento, sono le cose più ordinate che esistano. In realtà c'è movimento anche lassù, però a misura d'uomo, quindi nell'arco della vita di una persona e per vari secoli, a noi osservando il cielo sembra che sia tutto quanto uguale, che nulla si sposta. Questo che cosa evidentemente scatenò nell'uomo? Sicuramente una percezione quindi di un ordine celeste, quindi che veniva dall'alto, che veniva al di là della natura umana. Ma sicuramente c'era una potenza che poi l'uomo nelle varie culture, nelle varie tradizioni ha individuato, ha rappresentato in diverse maniere. Prima aveva un aspetto femminile, poi diventa maschile, adesso siamo nell'epoca del transgender, quindi speriamo che magari si ricompattino queste due parti. Questo pezzo della Genesi è fondamentale perché qui si parla del signor Giacobbe che dalla Genesi dice: giunse ad un certo luogo e vi passò la notte, e di notte ovviamente accadono le cose più magiche. Di notte si dorme e infatti lui si addormentò, prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Ovviamente non è una battuta, ma l'utilizzo della pietra la ritroviamo in alcuni mistici, Sant'Antonio, San Francesco d'Assisi, alcuni mistici sufi dell'Islam, nella tradizione taoista, la ritroviamo nella tradizione induista. L'utilizzo della pietra lo ritroviamo anche nella tradizione etrusca,
magari non utilizzata come guanciale, ma se voi guardate gli specchi etruschi, è molto interessante, trovate gli indovini, gli sciamani dell'epoca, i sacerdoti, hanno un piede sollevato su una pietra. Fateci attenzione alla presentazione, perché ci raccontano tantissime cose. Fece un sogno, una scala sulla terra, una scala appoggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo. E gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa. Com'è tremendo questo luogo! Vi ricordate dove è che lo trovate? L'altra volta non abbiamo parlato questa dicitura. Com'è tremendo questo luogo! Questo non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Lo troviamo in un sacco di luoghi molto interessanti, soprattutto dedicati a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo è un angelo, quindi ha le ali, cioè legate al mondo di sopra, ma ha anche una spada con la quale trafigge o comunque ha a che fare, viene a contatto con una forza nera, oscura, che viene rappresentata come o un diavolo o come un drago. Terribile, ha a che fare con terra, tra l'altro. Comunque questo qua è un luogo terribile, è la porta del cielo, è la casa di Dio, è la porta del cielo. Quindi una scala che mette a contatto due luoghi, la terra e il cielo. Piccolo inciso, ho avuto molti maestri, mi hanno insegnato moltissimo, sono riusciti a spostare la mia attenzione, la direbbe Castaneda, però la mia visione, la mia prospettiva, il mio punto di vista, uno di questi è ancora vivente ed è la nonna di Ilaria, che viene dalla zona di Caserta, contadina, da sempre contadina, e mi ha insegnato tantissime cose riguardo al movimento del cielo, riguardo alla luna, riguardo a Sirio, riguardo alle Pleiadi, riguardo a un sacco di cose. Contadina. Quante volte è andata a scuola? 3 anni. Forse ha fatto la Terza elementare, sì. Ok? Ti sa dire esattamente, pensando alla latitudine, cioè da nord, i cambiamenti da nord a sud dell'Italia, ti sa dire a che ora e in che mese, in che giorni tu vedi una certa stella. E ti dice in altri momenti tu non la vedi quella stella. Voi sapete che le stelle in alcuni momenti dell'anno si vedono e in alcuni momenti dell'anno non si vedono? Ovviamente se siete qua siete già uno step avanti, però tanta gente ma non si ferma nemmeno a guardare il cielo. A un certo punto mi ha detto, ci guarda a me l'aria e fa, ma che poi stavamo parlando di Ostellacchio, che ci ha messo un anno per capire che stella era Sirio, e perché lei mi spiegava a che ora usciva, quindi andavo sui miei calcolatori che mi fanno vedere il movimento del cielo durante l'anno, durante i secoli, e quindi andavo a cercarmi questa stella, ma a quella latitudine è un bel lavoraggio. Divertente, però insomma bisogna applicarsi. E mi fa lo stellacchio, perché lo stellacchio serve per questo, per quello, si fanno certi lavori, noi ci alzavamo a quell'ora, arrivo a capire che è Sirio, mentre eravamo che parlavamo, ci guarda e fa, ma voi ci credete veramente che è la Terra che gira intorno al Sole? Non l'avete capito, eh? C'è ancora gente, cioè è un fossile vivente, non una rosa, fondamentalmente. Cioè c'è ancora gente con una conoscenza di tipo anche astronomico che eppure è convinta, ma è veramente convinta, che sia il Sole che gira intorno alla Terra. Ok? Tutti noi, da dopo diciamo Copernico, ok? 1500, ovviamente nel 1500, sappiamo qui che è la Terra che gira intorno al Sole insieme a tutti gli altri pianeti. Ma voi però la mattina, quando vi alzate, non ce n'è uno di voi, io scommetto, che dica la Terra non ha ancora compiuto il giro
e quindi non abbiamo ancora la vista del sole. No, tutti quanti dite, "Oh, il sole non è ancora sorto", ci esprimiamo in questa maniera perché è così che percepiamo la vita. Guardate che è pazzesco, noi viviamo nella modernità più totale, più spinta, eppure a livello percettivo siamo tipo schizofrenici, cioè viviamo con la mentalità, la visione di un antico. Però per consolarvi, vi sto dicendo pure nonna Rosa, c'è ancora gente così tra di noi. Chi di voi sa il cinese? Adesso faccio figure? No? Ok. Comunque questo qui significa imperatore o re, diciamo, però un re di alto rango, non è il governatore della zona, è un re di alto rango. Dovrebbe essere uomo, ok? Che cosa vediamo? Cosa rappresenta questa immagine? Provate a descriverla voi. 3 livelli. 3 livelli, adesso da un altro step, aspettatemi. 3 livelli, ok. Abbiamo 3 righe orizzontali e una verticale. Questo ideogramma fa comprendere il valore di quella persona che riveste il ruolo di re. Quindi chi è il re secondo la tradizione cinese? Il re illuminato è colui che riesce a unire e a mantenere in ordine, quindi che responsabilità che aveva, 3 piani, quindi 3 luoghi, 3 livelli. Prima avevamo visto con Dante l'inferno sotto, ok? Il mondo al centro e sopra il paradiso. Quindi ecco i 3 piani, i 3 livelli. Tradizione taoista, cioè siamo in Cina, tradizione europea, hanno una visione molto simile.